Dunque, questo è il nucleo di rotazione che l'antica scuola di Battuti sta realizzando e si tratta di una struttura prefabbricata che arriva dal cantiere del seminario di Venezia, da poche settimane è concluso. È stato smontato durante le settimane scorse e sta per essere montato presso la nostra struttura per contenere, durante il processo di ristrutturazione, 48 ospiti non autosufficienti, che è il servizio principale della nostra struttura. Sarà costituito di 3 piani, al piano terra degli spazi per attività comuni e 2 nuclei di 24 posti ciascuno. Bene, allora questo nucleo di rotazione, che consterà poi di 48 posti per non autosufficienti più tutta un'area di servizi al piano terra, consentirà di svuotare gradualmente parte della vecchia struttura e di procedere più celermente all'attività di ristrutturazione assolutamente necessaria. Quando abbiamo valutato quale soluzione potesse essere la più economica per procedere con la ristrutturazione, vi ricordo che noi utilizziamo prevalentemente risorse proprie, abbiamo individuato in quest'opera prefabbricata quella che conciliava meglio le esigenze di economicità e i tempi di realizzo. Ovviamente per il resto dell'ente avremo comunque necessità che, oltre alle risorse già accantonate, anche la Regione contribuisse con forme di finanziamento, magari a fondo perduto, ma se queste non ci fossero, se non altro con un fondo di rotazione che si permettesse poi di restituirli in tempi più o meno lunghi.